Adesso andiamo a Chiafura. Fra poco si entrerà nel complesso di grotte di Chiafura. Ok, qua c'è un altro posto fenomenale, guardate un po', guardate, io sono sotto il Castellazzo, il posto di prima, e mi trovo su questa punta fantastica. Oh! Ah, guardate un po', questo è un altro posto veramente carino come paesaggio, bello, no? Ecco qua, adesso noi dobbiamo andare lì, con calma ci andiamo. Ok, qua inizia il parco vero e proprio. Tutte le grotte che vedete sono grotte rupestri presenti qua già dal VI secolo d.C. e sono state abitate fino agli anni 50 e sono tutte grotte, è rimasto così com'era, a parte il percorso che sicuramente negli anni 50 era tenuto un po' meglio. Guardate qua che grotta monumentale, cioè gigantesca. Qua addirittura hanno messo dei pilastri per evitare che tutto crollasse. Gigantesca, guardate. Oh. Ecco qua. È enorme, tutto nero sopra, ovviamente forse per il fuoco che si accendeva, quindi tutto si anneriva, ma è gigantesca veramente. È fantastica, è una reggia, questo posto è veramente una reggia. Qua c'è veramente un silenzio innaturale, non lo so, di pace comunque. Mi trovo qua circondato da grotte di ogni genere, alcune sorrette, ecco qua, alcune sorrette dai pilastri, anche quelle là sotto con delle agavi che si stanno suicidando. Ok, sono arrivato alla fine di questo percorso all'avventura favoloso. Questa è tutta la strada che abbiamo fatto, guardate. Ovviamente non potevo portarvi in ogni singola grotta, se no vi mandavate a quel paese. E quindi basta, il percorso finisce qui. Vi saluto con questo bellissimo scorcio. Non so chi è che l'abbia portato qui. Molto interessante, devo dire. Vabbè, se qualcuno fosse interessato mi contatti. Bene ragazzi, io adesso sto camminando per andare al convento di Sant'Antonino. E sì, come potete ben vedere, l'unico modo per raggiungere questo posto consiste nel camminare su una ferrovia che fortunatamente è praticamente abbandonata, nel senso che passano i treni una volta ogni tanto. C'è nessuno? Ok, non c'è nessuno. Eccomi arrivato. Questo è il convento di Sant'Antonino. Eccolo qua. Qua addirittura c'è un pozzo abbastanza profondo. Guardate qua, per esempio, lì c'è ancora una colonna lasciata lì. Niente, è rimasta una scritta. Guardate qua. Rolis Armi Casalezia Bifava. Ok, non ci ho capito niente. Allora ragazzi, guardate un po' dove sono arrivato. Voilà, il convento di cui vi parlavo. Guardate che posto. Questo posto
risale addirittura risale tra il 1300 e il 1400. È uno dei pochi luoghi di culto rimasti intatti, diciamo, comunque che hanno resistito al terremoto del Val di Noto, e inspiegabilmente rimane così come lo vedete. Tra l'altro guardate qua, qui c'è un fico d'India che a pochi passi sta entrando dentro. E adesso qua mi trovo praticamente sotto quello che era l'altare, guardate, qui c'è, questa era, come posso dire, il soffitto e la volta. È così, questo è il convento, così come lo vedete, così come è rimasto. Voilà.